Campiello della Fenice, la rivoluzione che infiammò l'Europa. Imboccate a destra del teatro Calle della Fenice, ma svoltate subito a destra in Campiello Marinoni o della Fenice. Sul fondo vedrete una curiosa bassa costruzione ornata di palle e fusti di cannone. È una sorta di monumento celebrativo dell'epopea del 1848-49 e dei mesi gloriosi e terribili della rivoluzione all'impero austro-ungarico, che si sostanziò con la proclamazione della Repubblica di San Marco, guidata fra gli altri da Daniele Manin e Niccolò Tommaseo. Se guardate alle finestre riconoscerete con facilità la copia del verso e del recto di una medaglia che fu coniata il 2 aprile 1849, quando l'Assemblea deliberò di resistere all'Austria ad ogni costo.